non reputo che il Presidente della provincia di secondo livello, quindi non eletto direttamente dai cittadini, abbia competenze, ma come è noto, e funzioni per quanto riguarda il tema della migrazione e la sicurezza. E quindi io non vado a riunioni convocate per temi che non sono di competenza del Presidente. Peraltro io l'incontro con Morcone e con il prefetto impresa l'ho già avuto. Quello che dovevo dire l'ho detto, che sono contrario a questo sistema di accoglienza. La Prandina verrà liberata entro il termine previsto dal decreto del 2 settembre, quindi quella è la scadenza che mi sono imposto. Se questo non verrà fatto, penso che a questo punto ci sarà una mobilitazione della città, perché tutti continuano comunque a contattarmi con vari strumenti, che dalle mail, sms, a comunicazioni, a lettere, e dico a tutti non preoccupatevi perché questi sono gli accordi presi direttamente con il prefetto Morcone e il prefetto impresa. Se non dovesse essere così, dopo ognuno sarà libero di attuare le proprie forme di protesta che molti cittadini si aspettano. Quindi qualche giorno ancora e dopo vedremo se questo scempio di questa tendopoli, l'unica in Italia in centro storico, verrà effettivamente chiusa. Devo dire che sono anche preoccupato come sindaco perché oltre alla segnalazione della ragazza dell'altro giorno che ha subito, insomma, diciamo delle avance, ecco, per non dire delle molestie, da parte di alcuni ospiti del Prandina, ho ricevuto e continuo a ricevere segnalazioni di questi ragazzotti che, insomma, che chiedono soldi in giro, che quindi fanno anche dell'accattonaggio. Io penso che questo sia un altro aspetto che ritengo vergognoso. In realtà nessuno vuole i clandestini a casa propria, quindi la voce unanime dei sindaci, di chi va e chi non va, sarà quella che è opportuno trovare altri tipi di soluzioni.